Settimana strana quella che si è consumata tra un meeting video e un allenamento e che è destinata a congiungere la grande impresa contro Casale alla sfida ai primi della classe, cioè Scafati, una sorta di tela bianca su cui distribuire macchie di colore, avendo l'accortezza di scegliere tinte mai banali, scontate e scialbe, bensì forti come così devono essere le emozioni vere. L'indima soddisfazione per il ritorno al successo interno contro Casale ha saputo cancellare in brevissimo tempo le tensioni che venivano dalla gara con Siena e che erano figlie di tutte le aspettative parzialmente disattese, che noi per primi, dice Franco Gianni, abbiamo sul nostro valore e sul nostro lavoro, ma anche lei è durata lo spazio di una notte. Domani è la volta di Scafati, l'attuale regina del girone Ovest, la squadra che sulla nostra riva del fiume ha finora mostrato le maggiori qualità, a conferma di aspettative e progetti della vigilia. Scafati trascinata da un agrigentino doc, quel Marco Portannese che non è mai stato profeta in patria ed ha cercato fortuna altrove. Lui è una delle stelle dello Scafati. Gianni spiega che la gara di domani servirà a testare le nostre attitudini, corsare in quello che senza ombra di dubbio sarà il tentativo di arrembaggio più pericoloso e impegnativo. La sfida di domani è in diretta su Sky alle 14:15. I due quintetti sono divisi attualmente in classifica da 4 punti. Scafati arriva da 3 vittorie consecutive, l'ultimo KO risale al 15 novembre scorso ad Agropoli, altra squadra che sembra avere una marcia in più. Domenica scorsa i campani hanno vinto a Biella di 10 punti, ma anche questa Fortitudo, che in trasferta va forte come un treno, ha vinto e anche di molto contro Casale.